Questa settimana siamo da Tino Sega, un personaggio che abbiamo scoperto conoscendo Ariano, poeta, agricoltore, scrittore. Veramente, guarda, questo è il terzo libro che ho fatto, l'è straordinario, anche poesie, le fotografie del mio museo, anche tante poesie ad Agnese, mia moglie, la padrona della casa, l'Agnese. E con questo qui ho voluto a te regalati, ma a fa solo la dedica. E questa qui è la vita del contadino. Un certo amico mi ha detto: non parli mai di montagne e del mare? Io parlo La campagna. la campagna. La campagna, qui che è una bella poesia che dice che la campagna è mia madre. Ho la fortuna di avere salute fisica e finanziaria, perché le robe E mentale? E anche mentale, sì. Il terzo piano, prima Sì, anche finanziaria, poi fisica. No, prima fisica, poi finanziaria. Ho 4 fiole e io tutte e 4 ancora assieme al marito, che vuol dire tanta? Lei è un raccoglitore e un amatore delle antiche tradizioni di Ariano. Altro che proprio della civiltà contadina, mi preme dirlo perché le nostre radici è nate qua con l'attrezzatura che vedi, con tutto quello che è il lavoro dei campi, il lavoro manuale in sostanza, perché dopo arriva i macchinari, ma ormai in altri alla nostra età e hanno fatto tanto lavoro. Parlavo anche stamattina, ieri, con dei vecchi attrezzi, soprattutto la barbabietola, con poco e niente, 4 tocchi di legno a lavoravi la barbabietola, mentre invece adesso è tutta un'altra roba. 40 anni di ricerca, sempre portare a casa robe, dopo far vedere il museo Lazzora, ne è tanta anche qui. Tutto quel che vedi in legno quale è tutto mio lavoro. Faceva mio nonno questi qui, cioè adesso mi dopo porta avanti. Allora lo chiudevano Mulosso con Tomara. Sì, Mulosso con Tomara, è proprio questi. Questi qui era il Mulosso per andare in stalla. Questo invece gli era più nobile, gli era quel di donne che andavano anche in casa. No, da festa, ma il Mulosso per la corte, per la casa. Che faceva i brusini o il calesse, era decine di carraduri, che era qui che faceva le ruote, il lavoro del brusino. Questo invece era una fabbrica appositamente che era fra Ferrara e Bologna e si chiama la Gandolfi. E lì era la Ferrari di brusini che era in giro nel mondo. Cioè, era questo che gli era per la gente modesta, i più poveri, diciamo. E dopo gli era l'altro da lusso che gli era più bello del sole, un mobile. E qui era la Ferrari, quando passava qualcuno con allora gli albori della Ferrari del Novecento, diceva le unca che somiglia a qui là in su questo qua. I primi del Novecento. E uno che faceva il celaio si sedeva qua, no? Qui c'era una morsa e
e metteva in morsa i pezzi da cucire e li cuciva. Ecco, questa era. E sono andato fino a Rovigo Torla, questa chi pensa? Azienda autosufficiente come 30 anni fa. L'aceto? No, ma proprio la sua azienda 50 anni fa. Perché guarda, maiali, galline, anare, faraone, conigli, clumbi, tutto. Frutta, là che è il frutteto, verdura, tutto come tutto l'anno, per tutto l'anno. Ho fatto 8 quintali pumi l'anno passato. Il 58 cos'è che rappresenta? No, un numero, no. Questo non posso dirti perché anche il giapponese stesso non ha voluto dire perché 58 e non 68 o 47 in sostanza. La Mosca vede il numero? Il numero 58, però che vuole uno ogni per cantone in una camera. E quando che arriva la Mosca o viene dentro in casa quella miope che non sa leggere, che non sa vedere, e la cosa. O quella succona? No, sì, quella analfabeta che non sa leggere, altrimenti niente. Luciano Caioli dal 34. Raccolta di cravatte e papillon. Hago quella canzone marina però. Qual è? Le in là un poco smisia. Un poco smisia. Quella canzone marina. I matrimoni fatti in casa. L'agnello copa in ca, i galline copa in ca. E sull'aia festa. È la festa, grande festa. Con ballo. E canto, era sia la famiglia di mia moglie che anche i miei, è sempre sta gente che ha sempre cantato, il coro della Chiesa, ma brava gente da quei contadini forti, genuini. Previsita. Adesso siamo qua nel suo impero, qua nel suo museo. Lei l'ha diviso per settori. Qua siamo nel settore. Ma cosa voto? Non ho potuto fare proprio quelle divisioni che doveva fare, però che benissimo tutti i giochi che appartenevano, per esempio questo le Ferrarese, questi invece i nostri. E ho messo insieme, ma cosa voto? Fare quello che ti ha detto te come. Però se uno vuole, vede lì che le stufe da riscaldamento, qua era quella che faceva i pomidori e che lavava le bottiglie, le sucche lì. Quelle lì mi ha portato un carissimo parroco che è morto, Benedetto Crepalli, qua da grillare da Ariano, e li ha portati dal Brasile perché attaccate davanti dalla porta là in Brasile sconfiggono i vampiri, la mala sorte. Questi erano i fari a carburo, si andava a pescare con questi. Pescare, ma se andava dappertutto. Questa gli era di una motocicletta. Una pila tascabile a candela. No. Chi è da candela, chi è si impira da qua, a una mola e la metti su. Allora, sai chi la porta a casa questa qui?
il nonno paterno con la guerra del 15-18. Perché questo? Perché i nemici era a 50 metri, era mina come adesso, da una nazione all'altra. Allora per andare in questi camminamenti sotto a visitare, gli metteva questa qui e dopo gli iva ad andare a guardava con la sua candela e penso, è una meraviglia questa qui veramente. Allora, questa cos'è? Questa in dialetto è la morvesa. Era quella che si portava a spasso il toro. La capa nelle narici? Nelle narici, metteva un cordino qua, così, attorno alle corna. E poi te il ciappavi con un legno e una moglietta, perché gli era cattivo. Tanto che durava 4-5 anni in una stalla e dopo fra la grandezza che gli aveva i 10-12 quintali, fra la cattiveria che il muciava, allora o il mandava al macello o il castrava. Allora castravano i testicoli, quello che faceva? Sì, interrompeva fra il membro e i testicoli, ma non tagliava. Seccava. Tagliava e lo interrompeva. Nel giro faceva diversi che te sentivi da San Basilio in Ariano. Comunque il buttava in terra in 4-5 uomini legato bene, poi faceva questa funzione qui. Cambiava la voce anche. Nel giro di 4-5 mesi, fin tutto completo, te sa che la borsa è così. Sì. Nel giro di 4-5 mesi la si essiccava in una maniera, gli era un mucino così. Ed era il bue più forte della stalla come lavoro, ad arare, tutti i lavori più Nel senso, gli era rimasto altro. che lavoro. Insomma, gli aveva due alternative al toro. I tori che o le ghigliottina o te ti ansivi per il grande lavoro. La grammola della canapa, cioè per la lavorazione della canapa. Questa invece gli era una cardatrice, tagliava la canapa, scaffava la canapa e la passava così una prima cardatura in modo da tirar via il tutto, diciamo, perché è una bestia, è alta come il mais, l'ha vista le canapa, e dopo i canarie che cascava giù, e lì era il carbone dei poveri, ma scherzi, Caslun e canarie qua era qualcosa di straordinario per la gente. E con questa qui faceva la prima lavorazione, dopo faceva la balla e la portava ai cani più fissi. Quando non serviva più si portava il toro, perché il toro... No, questa qui a chi Putin da scuola che viene su, gli era il cuscino del fakiro. È bravo. Misure per asparagi. Vai. Ah, no, per i fasci. Ti mettevi gli asparagi qua, lo legavi, chiudevi, tagliavi, versivi e divi il tomasso su asparagi che gli era 1 chilo. Dunque il Putin li metteva dentro qua e li imparava a camminare da un capo all'altro. La mamma la metteva lì verso le 8, quando aveva fatto la prima cassione, l'andaseva a sapare. A mezzogiorno la vedeva. Lui e sigava, e pisciava, e cagava. Andassero dritti. Sì, vai. Sempre lì. E dopo, quando gli era stufo far tutto, e si quelgava con la sua testina qui, e gli diceva, sua mamma benedetta dal Signore straca come un stregio che l'aveva sappato 3-4 ore. Comunque, sempre meglio che il toro, Ah, beh.